qui siamo a Refrontolo, nella zona mineraria così chiamata Molinetto. Allora, qui in sostanza si scavò nel passato la lignite, che è il carbone, il tipo di carbone più giovane. L'attività iniziò nel 1866 ad opera degli austriaci, perché avevano necessità di reperire risorse combustibili, eravamo in periodo bellico. Nel 1936 la stessa cosa, anche qui si cercava di rendersi in qualche maniera autonomi per quanto riguardava le risorse del tipo minerario. Cessò nel 1947 perché cessata la guerra si aprirono i mercati e la lignite non risultò più conveniente da scavare. Quindi si incominciò con il petrolio e con il carbone tedesco. Allora, qui in sostanza, vedete, questa era l'area, la piccola area dove erano installati le tramogge. Appena sopra lì, 150 metri, nel 1936 la Carbonsarda della Sardegna era arrivata qui per fare dei sondaggi per ricercare appunto risorse carbonifere. La galleria fu puntata in discesa in modo di andare a analizzare l'intero filone per capire la consistenza. E aveva fatto arrivare anche la corrente elettrica per i compressori, per l'aria e anche per la Decoville, perché dalla galleria tiravano su il carbone con la Decoville elettrica. Da quest'altra parte scavarono anche qui nel 1936 delle gallerie che poi andiamo a vedere. E questa qui in particolare si sviluppa in più gallerie interne in modo da sfruttare l'intero asse minerario. Ecco, come vediamo subito, questa galleria punta in avanti e va oltre il filone, poi lo riprende tornando indietro. Quindi in sostanza questa rete di gallerie, con questa rete di gallerie e a livelli diversi, hanno sfruttato, coltivato il filone al massimo. Allora, qua siamo fuori, guarda, vedi anche qui ci sono fori, l'ultima parte del foro, quella che non riesce a esplodere, vedi, guarda quanti ancora. Ecco, vedi, ci sono dei rimasugli di carbone, qua siamo fuori, guarda, vedi? Vabbè, questo era il duro lavoro dei nostri minatori. Allora, per dire che in questa zona lavoravano 45 minatori più o meno e ogni giorno portavano fuori circa 150 quintali di carbone. Però in tutto l'asse dove si scavava, da Corbanese a Monfumo, nel complesso c'erano 150 minatori e portavano fuori circa 400 quintali di carbone. Quindi questo ci dimostra anche, ci fa capire qual era l'importanza dell'attività mineraria in questa zona. Qui non c'era niente, c'era agricoltura povera e null'altro, quindi lavorare qui in galleria, portare a casa qualche soldo era fonte di vita. Poi nel 46-47 cessata l'attività, allora l'ultima impresa che lavorava qui, che era Sbardella, alla fine chiude e nel 36-37, quando cessò invece la Carbonsarda, anche lì se ne andò e disse ai minatori chi vuole può venire in Sardegna, e molti sono andati lì perché loro in Sardegna avevano un'attività mineraria consistente. E così a fine attività mineraria la stessa cosa si ripeté e molti andarono all'estero, alcuni andarono all'estero, altri andarono in Sardegna e così via. In sostanza l'attività mineraria qui nel suo complesso, anche se non esageratamente sviluppata come industria, però rappresentò per la zona insomma una fonte di risorsa non da poco.